Siamo nella bassa padovana, esattamente ad est. E andiamo a fare un giretto sui colli. Era questo castello degli Estensi. Ti vedrai che questo qua è un punto che si vede da tutte, da Rovigo, da Padova, da Vicenza. Sì, sì. Perché è sopra ed è esposto. Il Monte Cero si riconosce subito tra i colli circostanti grazie alle antenne dei ripetitori che ne segnano la cima. Quella è Valle San Giorgio, dove che passiamo dopo. Questa qua sotto è un campanile bellissimo. Villa Beatrice d'Este sorge in cima al Monte Gemola, immersa in un paesaggio silenzioso e armonioso. Eccoci, come diceva Christian, salita dei Mandorli. Adesso ci fermiamo a pranzo. Spettacolare sti preamboli per un'ottima esperienza anche culinaria. Ragazzi, allora, ben mangiato, ben bevuto e come si suol dire avanti tutta, Bello, bello. In questo periodo i sentieri sono perfetti e la lotta con rami, foglie e rovi è ridotta al minimo. Ripartiamo decisi, immergendoci nel bosco. La prossima meta è il Monte Venda, ma ciò che ci attende là davanti è ancora tutto da scoprire. Che roba. Pazzesca sta roba. L'idea è raggiungere la cima del Monte Venda, la vetta più alta dei colli euganei. Tra boschi e silenzi emergono i resti dell'eremo e le strutture dell'ex base NATO, segni di epoche diverse che convivono su questa cima. Ma dal dire al fare c'è di mezzo una salita ripida, con una sorpresa finale. Che rampetta! Oppa! Ah!
lo vedo piuttosto in alto. Ah. Guadagnare la cima diventa davvero difficile. Non si pedala più, in compenso si spinge, e parecchio. Nemmeno il walk aiuta più di tanto, ma il buon umore non manca. Belli questi tratti, molto flow. Prego, prego. Non mi ricordo più se i santi aiutavano ad andare in su o venire in giù. Tutti e due. Tutti e due. Dipende dal momento. Ecco, saluti. E un passo alla volta ce la facciamo. Vedo la luce in fondo al tunnel. Raggiungiamo la cima del colle e restiamo senza parole. Il panorama si apre sulla pianura sottostante, immenso e apparentemente senza fine. Quassù affiorano le rovine del monastero degli Olivetani, pietre antiche, battute dal vento e dal tempo, che raccontano secoli di silenzio, preghiera e isolamento. La storia medievale si intreccia con la natura selvaggia, regalando a questo luogo un'aura epica e senza tempo. Un luogo estremamente affascinante che non lascia indifferenti i visitatori. C'è il Calaone che ci siamo stati stamattina. Sì. Oltre di là c'è un altro monte che si chiama Cecilia. Noi dobbiamo andare su quel monte là e scendere giù per arrivare a est. Ma soprattutto, entro. no, ma soprattutto dobbiamo andare là. Ma la strada Andiamo di là. Il tutto entro la settimana. E quelli sono gli Appennini modenesi. Perché là che c'è Modena e là in fondo c'è Bologna, quindi Modena di là, Bologna di là, mentre di là che c'è le colline moreniche di Mantova. Moreniche? Moreniche. Sì. Ho una certa affinità. Posto e partiamo. Abbiamo preso tutto, pronti e via.
Che corsa, ragazzi! Siamo scesi seguendo il sentiero della salita, ma questa volta è stata tutta un'altra storia. Veloce, fluido, esaltante. Un trail che ripaga ogni metro della fatica provata all'andata. Ripassiamo a Roverello, proprio dove ci eravamo fermati per la pausa pranzo, ma la giornata è tutt'altro che finita. Christian e Giordano hanno deciso di regalarci una buffata totale di Colli Euganei. Ed è qui che entra in scena il mitico Blue Line. E dopo l'adrenalina dei trail, l'ultima chicca del tour. Dall'alto si svelano gli splendidi giardini monumentali di Villa Barbarigo a Val San Zibio. Un disegno perfetto di acqua, geometrie e verde, dove fontane, statue e il celebre labirinto di Bosso si intrecciano come in un grande affresco vivente. Osservarli da questa prospettiva regala una visione quasi irreale, in cui arte, storia e paesaggio si fondono in assoluta armonia.
Chiudiamo al crepuscolo. Il sole è ormai tramontato, il buio avanza lentamente e uno dopo l'altro i paesi si illuminano sotto di noi, come un grande presepe che prende vita tra le colline. La pista ciclabile che collega Baone a Este ci viene incontro come un'alleata preziosa, accompagnandoci fino alle auto e permettendoci di rientrare in totale sicurezza. Ragazzi, eccoci qua. Eccoci qua. 1700 metri di dislivello, ne mancano 5 ma li faremo. Sicuramente. È vero. Gran bel giro per noi dolomitici, bel esordio nei Euganei, grazie alla guida di Cristian e Giordano. E basta, adesso un buon tè caldo e dopo si riparte con l'auto. Bene. E adesso slurp, soprattutto queste